Alle 13:30 di oggi il giudice Paolo Di Luca in un'aula del Tribunale di Crotone ha proclamato Francesco Stanislao Zurlo nuovo presidente della provincia di Crotone. Nel contempo ha dato lettura del verbale con cui la Commissione Centrale Elettorale ha provveduto alla proclamazione dei consiglieri eletti di maggioranza e minoranza. In un clima festante erano presenti alla cerimonia tra gli altri il vice coordinatore del PDL Salvatore Pacenza, il neoconsigliere Salvatore Luca della Compagnia dei Democratici ed altri neoeletti, insieme ad altri esponenti di spicco del centrodestra. Nelle sue prime dichiarazioni a caldo, Zurlo ha annunciato la visita nel pomeriggio in provincia per le salute dipendenti e dirigenti dell'ente e che dalla prossima settimana si comincerà a parlare della squadra di governo e dei vari problemi del territorio, come ad esempio quelli relativi all'aeroporto. Pretenderò lealtà, pretenderò da parte di tutti la partecipazione al di là di come la si pensi dal punto di vista politico, chiederemo di un contributo.